Al via 2 weekend consecutivi, 2 sabati e 2 domeniche per i luoghi fai del cuore aperti, le giornate di autunno. Ecco, parliamone, quali sono i luoghi che interesseranno la nostra provincia e perché è importante questa iniziativa? Beh, innanzitutto questa iniziativa è importante perché la Fondazione, nonostante il momento turbolento che stiamo affrontando, ha deciso, nonostante le difficoltà, di mantenere aperte le giornate Fai d'autunno. Un'apertura che simboleggia tanto per il nostro territorio italiano in generale, ma per il nostro territorio in particolare perché siamo fatti di cultura e siamo fatti di bellezza. Queste giornate sono dedicate per tutte le persone che ci tengono alla bellezza e non vogliono che la cultura venga che passi in secondo piano. In queste giornate d'Agrigento in particolar modo si apriranno il complesso dei Liguorini e la Biblioteca Lucchesiana. Due beni bellissimi situati in via Duomo che conosciamo tutti e che questa sarà l'occasione per rivedere in nuove vesti e anche sotto particolari aspetti in questo momento. Ricordiamo che per evitare calchi e assembramenti è consigliata la prenotazione online disponibile sul sito del FAI, FAI Prenotazioni. Mentre ad Aragona saranno aperti ben 3 siti, uno di questi sarà la Chiesa della Provvidenza con un Cristo Nero ligneo veramente bello e interessante da vedere, i musei diocesani con tutti i tesori della Chiesa di Aragona e poi l'atelier dell'artista Salvatore Bellanca. Particolarissimo, un luogo pieno e ricco di colori, una visita veramente consigliata. Un evento che è dedicato alla Crespi, recentemente scomparsa, e ricordiamo anche il Giardino FAI della Colimpetra, un luogo, diciamo, che il FAI è proprio volto a adottare. Sì, quest'anno Giulia Maria Crespi, la nostra fondatrice della fondazione, ci ha lasciato ed è proprio per questo, in onore a lei, che queste giornate si terranno in sua memoria. Il Giardino della Colimbetra, in occasione delle giornate Fai d'autunno, avrà un programma fittissimo con tantissimi eventi straordinari che vi sproniamo ad andare a guardare nel sito del FAI.